Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è il bel mondo tutto festante perché la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khudri, il 31enne italiano di origine marocchina. Noi tendiamo sempre a non retrocedere dalla cronaca, fermato per strage e lesioni aggravate per il famoso caso, anche qui non retrocediamo dalla cronaca, di Kar Jihad, perché l'abbiamo visto in scena in Europa, salire su una macchina e falciare persone a caso, scendere, provare a coltellare persone a caso, rientra negli stilemi del terrorismo di matrice islamista. Ma ovviamente sono tutti già pronti a ridurre anche questo caso a un caso di clinica individuale e danno grande enfasi alla notizia che la procura ha chiesto la perizia psichiatrica, tra l'altro. Per parità di cronaca bisogna ricordare che il GIP aveva detto qualche giorno fa che a una prima preliminare disamina non sembrava che l'atto di terrore compiuto dal Khudri fosse collegato o spiegabile con il disagio psicologico che aveva e si sa già che aveva. Tutto questo però ci fa dire che quando diciamo tenere la guardia alta ci riferiamo anche spesso anzitutto al dibattito, al tentativo di taroccarlo costantemente, cioè non bisogna accettare le premesse di lor signori, perché se accetti le premesse sei intrappolato nel loro meccanismo ideologico. La premessa da discutere è la seguente: l'alternativa tra caso psichiatrico, caso di terrorismo. Questa alternativa è semplicemente farlocca. Una perizia psichiatrica che peraltro poi dovrà essere validata da una perizia, diciamo, non di parte in dibattimento, ma comunque una perizia che accetti un problema psicologico di El Khudri può cambiare le sfumature tecnicistiche del processo, può cambiare la traiettoria personale di El Khudri, delle singole spiegazioni. Immaginiamo e speriamo non il fatto che risponda degli atti orrendi che ha fatto, ma non cambia la posta in gioco. La posta in gioco è che il network terrorista contemporaneo si nutre del disagio anche psichico, si offre come soluzione al disagio anche psichico, come soluzione chiavi in mano, ahimè in senso letterale, cioè prendi, sali su una macchina e falcia persone a caso, prendi e prova a coltellare persone a caso, i 1000 tagli invocati dall'ISIS in tutti i suoi documenti recenti. Non c'è un'alternativa, c'è una diversa sfumatura della storia. Benissimo, ci sarà un processo, vedremo come evolverà, ma che quello sia un atto di terrorismo lo dice la realtà che abbiamo vissuto negli ultimi decenni, nel senso che sia tecnicamente un atto che replica modalità terroristiche, che il Khudri abbia cercato immagini di questi atti visti nelle città europee sta anch'esso emergendo, che in alcune mail dicesse bastardi cristiani, brucio il vostro Gesù, diciamo dal disagio psichico sembra spostarla verso l'odio culturale, quantomeno cultural religioso, cioè è il senso letterale di quelle affermazioni, ma soprattutto non caschiamo nel tranello, perizia psichiatrica sì, perizia psichiatrica no, disagio psichiatrico sì, disagio psichiatrico no. Non cambia nulla al netto di quello verso cui bisogna veramente tenere la guardia alta, cioè un prepotente riaffacciarsi del terrorismo di matrice islamista con modalità islamiste, modalità anche di arruolamento islamiste, e le modalità di arruolamento a volte sono indirette, di evocazione, di suggestione che va a captare il disagio di seconde generazioni che, guarda caso, avevano scritto bastardi cristiani. Questo è il momento storico in cui siamo inseriti, che ahimè prescinde dai dettagli di cronaca della storia di El Khudri e ci invita nel dibattito, nella realtà, rispetto ai potenziali cani sciolti in giro per il paese, a tenere su tutti questi fronti la guardia non alta, altissima.
Grazie a tutti, a domattina.